riconosciuta Urz Picta dall'UNESCO. Adesso qui siamo a celebrare un'altra delle eccellenze padovane che riguardano la ricerca, particolarmente importante in un momento in cui il mondo è flagellato dalla pandemia e la ricerca ha un valore incommensurabile. Devo dire che questo istituto ha dato già dei grandi frutti, quindi l'eccellenza l'ha già dimostrata, e devo dire che insieme, collaborando con il Comune, con l'Università di Padova, quindi facendo anche rete con le altre istituzioni della città, ha avuto un'iniziativa straordinaria che è quella di Adotta un ricercatore. Adotta un ricercatore è significativo perché noi abbiamo il problema della fuga dei cervelli e questo adottare un ricercatore ha un grande significato, perché significa tenere qua nella nostra Italia, dove nascono i progetti, le persone che hanno dato un contributo fondamentale anche per la soluzione di un problema che è sì sanitario, ma sappiamo che ha conseguenze in tantissimi campi come l'economia, eccetera. Quindi dobbiamo dire viva Padova. L'altra faccia sono le manifestazioni di piazza, no Vax, no Green Pass, cosa ne pensa? Questo è un'altra